torna il social match, riparte il nostro viaggio in giro per l'Italia. Appassionati di futsal, buon pomeriggio e buon anno da Antonio Iozzo. Questo è il Flaminio, questa è Virtus Romagna Civitanova Dream Futsal, big match della prima giornata di ritorno del girone B di Serie A2 femminile. Squadre in campo per il saluto e il sorteggio. Il saluto tra le due formazioni in mezzo al campo. Noi ne approfittiamo per andare a conoscere i due quintetti di partenza. Virtus Romagna con Faccani tra i pali, in mezzo al campo Mancarella, Mencaccini, Dulbecco e Berti. A disposizione di Alessandra Imbriani ci sono anche Di Polito, Franco, Venturelli, Fusconi, Falcioni, Marzo e Bagnolini. Civitanova Dream Futsal che risponde con Fermani tra i pali, in mezzo al campo Diaz Huertes, Giosuè Caciornia, Cremonesi. A disposizione di Giuliano Tiberi, Castelli, Ciccioli, Marani, Carciofi, Persichini, Giacomoni e Romano. A dirigere l'incontro una coppia di Ancona, si tratta del signor Angelo Galante e del signor Luca Spadoni. Al cronometro Matteo Valli della sezione di Faenza. Si avvicina a questo social match, il primo del 2020, un big match tra la terza, la Virtus Romagna, e la quinta, il Civitanova Dream Futsal. Prima del fischio d'inizio, un minuto di raccoglimento. Ci siamo, tra poco il fischio d'inizio di Virtus Romagna Civitanova Dream Futsal, prima giornata di ritorno del girone B di Serie A2 femminile. All'andata si impose la Virtus Romagna con il punteggio di 4-2. Virtus Romagna neopromossa in questa categoria. Ci siamo ormai, è tutto pronto, primo possesso che sarà a favore della squadra di Alessandra Imbriani, che attaccherà da destra verso sinistra dei vostri schermi. Si attende solamente il fischio del direttore di gara, qualche dettaglio da sistemare sulla panchina del Civitanova. Poi al via questo girone di ritorno, questo big match qui al Flaminio. Fischietto in bocca, si comincia. Primo possesso per la Virtus di Alessandra Imbriani, che manovra sulla destra. Tocco centrale per Mencaccini, il capitano. Tocco all'indietro adesso, il possesso palla delle giallo-blu. Si difende il Civitanova, che adesso va a recuperare il pallone con Cremonesi. La numero 11 allarga sulla destra per Diaz Huertes. Poi Caciornia prova la formazione ospite, che ha un po' di spazio, cercata sulla sinistra. Cremonesi, tocco all'indietro, Caciornia a impostare. Si torna da Cremonesi sulla sinistra, giro palla per la squadra di Tiberi, che va dalla sua spagnola Diaz Huertes. Poi Caciornia, Huertes, attenzione alla numero 3, l'imbucata a cercare Cremonesi, bomber della squadra con 10 gol, l'ex Falconara, che in questo caso non è riuscita a controllare. E allora rimessa laterale per la Virtus Romagna, che prova a impostare con il suo capitano Mencaccini. Poi il pallone in avanti, cerca di metterlo in mezzo Berti.
fermata in fallo laterale. Se ne sono andati i primi 60 secondi di questo match, ovviamente 0-0 al Palasport Flaminio. Adesso la conclusione di Berti in due tempi. Fermani che ha rischiato qualcosa, adesso va al rilancio lungo a cercare Cremonesi, non riesce, lo stop alla numero 11, 10 gol fin qui in questo campionato, nessuno come lei per quanto riguarda queste due squadre. Adesso il possesso della Virtus, il lancio lungo, buona l'idea, pallone leggermente lungo, si impegna ma non può arrivare la numero 14, anzi scusate, la numero 4, Mancarella. Allora il possesso è tra le mani di Fermani, il rilancio della numero 1 a trovare Cremonesi, tocco all'indietro, adesso la profondità. Pallone che non può essere gestito da Caciornia, che ringrazia la compagna per l'idea, suggerimento però impossibile da controllare. Possesso Virtus, finora nessuna occasione, siamo al secondo del primo tempo qui al Palasport Flaminio, tempio del basket, palazzetto inaugurato nel 1977. Si ricorda qui una prestazione sontuosa di Myers, 87 punti nella sfida tra Rimini e Udine. Ma torniamo a seguire questo match, questo big match della prima giornata di ritorno del girone B di Serie 2 femminile. 0-0 il punteggio, entrambe le squadre hanno chiuso positivamente il 2019. Seguiamo questa azione con il passaggio filtrante di Mencaccini, non può arrivare Berti, dicevamo del ruolino di marcia positivo di entrambe le squadre. 7 punti nelle ultime 3 gare per la Virtus Romagna, che ha chiuso l'anno con il 2-2 interno contro il Chiaravalle. 2 vittorie di fila invece per il Civitanova Dream Futsal, che adesso prova a impostare la chiusura ma insiste la squadra ospite. Il tentativo di Diaz Huertes, poi l'intervento falloso di Cremonesi, calcio di punizione per la Virtus Romagna. Dicevamo 2 vittorie di fila per il Civitanova Dream Futsal, il 7-5 contro il Sassoleone e poi l'1-4 esterno sul campo del Dorica Torrette. Possesso per la Virtus, prova la squadra di Imbriani, il tecnico è arrivato quest'estate dalla Serie A, giocata con il Flaminia. Flaminia portato dalla C al massimo campionato nazionale, adesso il tecnico proverà a ripetere l'impresa con la Virtus Romagna. Ha portato con sé diverse giocatrici e la Virtus Romagna, nonostante sia neopromossa, sta rispondendo alla grande. Terzo posto, 23 punti, qualificazione in Coppa Italia e anche un ruolino di marcia davvero invidiabile in casa con 4 vittorie e 2 pareggi. Pallone in mezzo da parte del Civitanova, arriva però il fischio del direttore di gara e allora il possesso è della Virtus al terzo del primo tempo, con il pallone fatto girare sulla destra. Mancarella centralmente, Mencaccini imposta lei, torna da Mancarella con il tacco, ancora Mencaccini, il lancio del capitano comodissimo per Fermani che può bloccare il pallone, lo cede a Caciornia che va a sinistra da Cremonesi. Caciornia cambia lato, Giosuè centralmente, il velo di Diaz Huertes e poi il tentativo di Cremonesi, pallone ribattuto, il possesso è ancora del Civitanova che vuole vendicare il KO dell'andata. Recupera palla la Virtus Romagna, adesso un po' di confusione, mette ordine Mencaccini, poi Mancarella a destra, si ricomincia sempre da Mencaccini. Mancarella attende il Civitanova, fa girare palla la Virtus che prova con Berti, pallone toccato da un'avversaria e allora rimessa laterale per la squadra di casa quando sono trascorsi 3 primi e 59 secondi. 0-0 il punteggio, nessuna occasione degna di nota qui alla Flaminio. Adesso prova però a ripartire il Civitanova, seguiamo Cremonesi, tocco errato, attenzione perché c'è una prateria per Berti che si allunga il pallone favorendo la chiusura di Giosuè che mette in fallo laterale.
Ci avviciniamo intanto a quota 100 utenti collegati sulla pagina Facebook della divisione calcio a 5 per questo primo social match del 2020. L'invito è sempre il solito: interagite con noi, commentate questo match, fate pronostici, poi nel secondo tempo ci aiuterete anche a scegliere la migliore in campo che verrà premiata e intervistata ai nostri microfoni. Ma restiamo in cronaca con il possesso della Virtus, il tentativo di Mencaccini che cerca la porta, trova una deviazione, si prende il calcio d'angolo e fa guadagnare metri alla Virtus, che vuole continuare a volare qui davanti ai suoi tifosi. Pallone all'indietro, il mancino di Berti la chiama e la blocca senza problemi Fermani, che fa ripartire Giosuè. Tocco per Caciornia, la numero 10 va da Diaz Huertes. La chiusura poi di Mancarella, insiste il Civitanova, ancora Mancarella, grande anticipo e pallone in fallo laterale. Caciornia chiede il rispetto della distanza, poi torna indietro da Diaz, Giosuè Diaz, possibile triangolo, chiude però la numero 14 della Virtus, ovvero Berti, bravissima anche a prendersi il fallo laterale. Partita molto tattica in questi primi 5 minuti, le squadre si studiano, si rispettano, finora nessuna occasione. Intanto l'uscita di Fermani che va con il piede, avrebbe potuto aspettare l'ingresso in area di rigore del pallone, ha preferito allontanare per non correre pericoli. E allora possesso che torna tra i piedi della Virtus. Mencaccini, lei è una dell'ex Flaminia, arrivata con il tecnico Alessandra Imbriani nel corso di questa estate. Adesso Berti, pallone in profondità, ottima lettura di Caciornia che va da Cremonesi, la conclusione, la risposta di Faccani, il primo brivido del match al 6° minuto con la conclusione di Cremonesi, la risposta di Faccani, rinforzo invernale della Virtus arrivato dal Florentia. Adesso gran giocata di Berti, conclusione, parata di Fermani, la risposta della Virtus Romagna che adesso recupera il pallone con Mancarella. Intervento però falloso della numero 4, punizione per il Civitanova. Un'occasione per squadra sicuramente più pericolosa quella capitata sui piedi di Cremonesi. Attenta Faccani, arrivata come detto dal Florentia, anche lei però ex Flaminia. Sistema la barriera, pronta Caciornia, è uno schema però che poi porta la numero 10 al tiro, rischia qualcosa Berti, alla fine allontana la Virtus che gestisce con calma. Mencaccini gira sulla destra, Berti, si fa vedere Mancarella, cercata e trovata, ancora Berti, si allarga sulla sinistra Mencaccini, riceve il capitano, verticale per Dulbecco, poi Mancarella, Mencaccini di prima, Dulbecco con la suola, Berti, bella azione della Virtus, Mencaccini, tentativo ribattuto, ancora però la Virtus che adesso prova ad accelerare, mette in difficoltà la squadra avversaria, si prende il calcio d'angolo e allora resta in avanti la squadra di casa al 7° del primo tempo. Mencaccini, Berti, c'è la respinta, c'è ancora però il possesso per la squadra di Imbriani che prova dalla distanza con Mancarella, coraggiosa la conclusione della numero 4, pallone però che non inquadra lo specchio e allora Fermani ha già rimesso in gioco per Diaz Huertes, pallone che viene fatto viaggiare sulla destra. Mencaccini, grande lettura, pallone recuperato dal capitano della Virtus, Berti, in avanti, tocco per Falcioni, spalla alla porta, lotta con Cremonesi che si prende il fallo laterale e allora possesso per il Civitanova che rischia tantissimo con Giosuè. Berti in mezzo a due, tiene bene il pallone, ricomincia da dietro, Mencaccini centralmente, recuperato il pallone dal Civitanova che prova con Giosuè. Lo scambio tentato con Cremonesi, pallone di ritorno lunghissimo, nulla di fatto, 7 primi, 21 secondi sul cronometro del primo tempo, 0-0 alla Flaminio in questa prima giornata di ritorno, la terza contro la quinta.
all'andata si impose la Virtus, espugnando il campo del Civitanova con il punteggio di 4-2. Adesso il tentativo della numero 11 Fusconi, che però si allunga troppo il pallone, non riesce a gestirlo Nicole Fusconi. Riparte dunque il Civitanova. Dream Futsal, società che ha origini molto lontane, ma che poi ha avuto questa denominazione dopo la fusione del 2017 tra il Maracanã Dream Futsal Morrovalle e il Civitanova Calcio a 5. Dal 2017 con questo nome 3 campionati consecutivi di Serie A2 femminile. Quest'anno il quinto posto al termine del girone di andata con 19 punti. Un girone di andata tutto sommato positivo per la squadra di Giuliano Tiberi, che quest'oggi proverà ad accorciare il gap rispetto alle big del girone, soprattutto rispetto alla Virtus Romagna. In caso di successo il Civitanova si porterebbe a -1 dalla Virtus. Calcio di punizione interessante per il Civitanova. Caciornia, attenzione alla numero 10, tocca all'indietro, conclusione, Faccani in fallo laterale. Ancora il duello tra Cremonesi e Faccani. Questa è la sfida che sta accendendo i primi minuti del match. Finora sta vincendo Faccani, 2 riflessi su Cremonesi che prova ancora, deviazione di Mencaccini, calcio d'angolo. Attenzione a Cremonesi, ricordiamo 10 gol finora, unica giocatrice in doppia cifra tra le 24 presenti quest'oggi in campo. Rimessa laterale per il Civitanova, 11:41 al termine del primo tempo con poche occasioni. Adesso prova la Virtus a ripartire con Mancarella, pallone rischioso, gestito bene da Mencaccini che trova anche Falcioni. Mancarella rischia qualcosa, perde il pallone, riparte il Civitanova. Diaz Huertes cerca la giocata, torna su di lei Falcioni e poi spreca tutto però la Virtus in ripartenza. Nulla di fatto allora. Possesso Civitanova con Diaz Huertes, la spagnola arrivata dal Chiaravalle, con cui ha realizzato 33 gol in 44 partite, 2 anni splendidi con il Chiaravalle. Quest'estate il cambio di casacca e l'avventura al Civitanova. (11:07) all'intervallo. Cerchiamo di coinvolgere i nostri spettatori chiedendo un pronostico. Chi secondo voi sbloccherà questo match finora con poche occasioni da gol? La più pericolosa fin qui è stata Cremonesi, che ha provato diverse volte, murata sempre però da un'attenta Faccani. Rinforzo invernale, lo ripetiamo, arrivato dal Florenzia. Prova la girata Marani, che si prende un calcio d'angolo. Anzi no, il direttore di gara va a correggere, si tratta di rimessa laterale, cambia poco, pallone all'indietro, conclusione murata. Può ripartire la Virtus, è attenta però la squadra ospite che prova a gestire con Marani, la numero 12, buon lavoro, poi sulla sinistra pallone complicato per Cremonesi che però lo pulisce, lo tiene in campo Castelli, Marani, Caciornia, Castelli. Adesso prova con personalità la formazione di Giuliano Tiberi, che però consegna il pallone alla Virtus. Verticale di Mencaccini, poi Cremonesi il più lontano possibile tra le braccia di Faccani quando stiamo per raggiungere la metà del primo tempo. 0-0 al Flaminio, non si sblocca il match. Partita fin qui molto tattica, poche vere occasioni da gol. Adesso prova la Virtus con Mencaccini, sicuramente la giocatrice con più esperienza, la stella di questa squadra. Mentre arriva il controllo errato da parte della numero 11, vale a dire Fusconi. Possesso dunque
tra i piedi del Civitanova, superata la metà del primo tempo. Marani, pallone sulla destra, Castelli, il triangolo con Caciornia, tocco di ritorno troppo lungo, ringrazia comunque Castelli, buona l'idea per chiudere questo triangolo, nulla di fatto però, e allora Virtus in possesso con Mancarella che cerca sulla destra Falcioni, trova la chiusura di un avversario, sarà rimessa da fondo campo. Anzi no, calcio d'angolo. Questo è il parere del direttore di gara. Civitanova allora in avanti con Marani, pensa al destro, lo prova con il piede Faccani che forse non aveva visto partire il pallone. Questa la sensazione, anche perché il tiro non sembrava irresistibile. Ha fatto fatica Faccani che però ha risposto con il piede presente ancora una volta. Adesso Marani, altissimo il suo tentativo. Pallone a fondo campo e allora spazio per il time out chiesto da Alessandra Imbriani. Prima un piccolo riassunto: 0-0 il punteggio tra Virtus Romagna e Civitanova, 9:24 all'intervallo, 3 falli per la squadra di casa, 1 per il Civitanova. Time out terminato, gioco che può dunque riprendere con Faccani pronta a dare il via all'azione della Virtus che prova con Berti. Mancarella sulla destra, la pressione del Civitanova che alza il baricentro e costringe all'errore la formazione di casa. Fermani con le mani, Carciofi, Giosuè, ancora la numero 9 in avanti nel vuoto, l'uscita comoda di Faccani. Mancarella allora in avanti a cercare Berti, a trovare una deviazione, rimessa laterale per la Virtus. Hanno vinto tutte le big di questo girone fin qui dominato dalla città di Capena. 10 vittorie e 2 pareggi per la capolista, una delle 2 formazioni imbattute di tutta la Serie A2 femminile. Attenzione a Castelli che difende il pallone, poi va centralmente da Marani. Castelli, ottima apertura sulla sinistra, attenzione a Giosuè che può puntare, si accentra, la chiusura, poi Castelli, pressata da Mancarella, esce e controlla la traiettoria del pallone Fermani, accontentandosi della rimessa da fondo campo, dicevamo, del Città di Capena, capolista del girone B, una delle 2 formazioni imbattute di tutta la Serie A2 femminile. L'altra è il Fasano che ha vinto 12 partite su 12, sta dominando il girone D. Il Fasano sicuramente più equilibrato il raggruppamento B, anche se il Città di Capena sta cercando di fare il vuoto grazie alla sua imbattibilità. Carciofi, pallone per Castelli, Marani, pressata, non si scompone la numero 12 che però si allunga troppo il pallone concedendo il fallo laterale alla Virtus. Gesto di stizza di Marani, pallone gestito da Mancarella. Berti, Mancarella,
Falcioni, Berti, la chiama Mancarella, la riceve adesso la numero 4, poi Berti cerca lo spunto, chiusa, ha un'altra opportunità sulla destra, tocca all'indietro Mancarella centralmente, buon pallone per Fusconi che si prende il fallo laterale. 7 minuti e 38 secondi all'intervallo, ancora 0-0 qui al Flaminio in questo primo social match del 2020 che mette di fronte Virtus Romagna e Civitanova Dream Futsal, la terza contro la quinta del girone B di Serie A2. All'andata 4-2 per la Virtus, la squadra di Imbriani prova ad attaccare, perde il pallone, lo recupera immediatamente e allora va a destra. Poi Berti centralmente, imposta a lei, Mancarella, spalla alla porta, si affida a una compagna, attenzione al regalo che favorisce Giosuè, doppio passo, conclusione, Murata e poi Berti va a risolvere una situazione complicata per la Virtus che riparte adesso con Falcioni, Berti, Mancarella, controllo non perfetto, il pallone viene tenuto in campo, poi profondità a cercare Falcioni, Mancarella, Berti di prima, Falcioni, centralmente si fa vedere Fusconi che però non riesce ad arrivare su questo pallone, nulla di fatto, passano i secondi, 6 primi e 52 secondi al termine di questo primo tempo ancora inchiodato sullo 0-0, adesso l'intervento falloso da parte del Civitanova. Secondo fallo per quanto riguarda le ragazze di Giuliano Tiberi, ne ha commesso uno in più la Virtus Romagna, vale a dire 3, 0-0 però il punteggio, la cosa che più conta con poche occasioni in questi primi 14 minuti della prima frazione. Un po' più di lavoro per Faccani, brava a disinnescare i tentativi di Cremonesi alla ricerca dell'11° centro personale in campionato. Adesso la chiusura di Mencaccini, il capitano tornato in campo dopo qualche minuto in panchina a rifiatare. Giosuè, rimessa laterale per il Civitanova, Marani, Carciofi, centralmente trova la testa di Mencaccini, poi si accontenta del fallo laterale Carciofi. Lo scorso anno al debutto in Serie A2 17 gol in 21 match per Carciofi, che adesso tocca male in avanti Mencaccini, sbaglia anche lei. Ringrazio ugualmente Berti, ma non si sblocca questo match, non si accende, serve un episodio qui al Flaminio per spaccare una partita in cui le due squadre fanno fatica ad uscire. Un altro errore di Mencaccini, il capitano della Virtus. 4 gol in questa prima parte di stagione per la numero 6. Adesso prova il Civitanova, la chiusura di Mancarella, sempre molto aggressiva sul portatore di palla. Mancarella, Castelli, Marani, lancio lungo, aveva perso di vista il pallone però Castelli. Sfuma dunque anche questa azione. Berti cerca un pallone complicato verso Marzo che non può controllare, rimessa laterale per il Civitanova che prova a riportarsi in avanti, tanti metri guadagnati, la rimessa infatti sarà battuta sulla tre quarti offensiva. Castelli attende il movimento di Carciofi, la serve, il destro in mezzo, Mencaccini fa buona guardia, riparte la Virtus, Berti, buona l'apertura sulla destra, è scoperto il Civitanova, attenzione Mancarella, alto sopra la traversa, il tentativo della numero 4, forse la palla gol più grande di questo primo tempo, ha cercato la conclusione immediata Mancarella. Civitanova completamente scoperto, ha rischiato tantissimo, graziato da Mancarella che aveva anche il tempo, lo spazio per mettere giù il pallone, avanzare e andare a sfidare Fermani in un duello ravvicinato. Ha cercato invece la conclusione dalla distanza, palla alta di poco. Vediamo se questo episodio
scuote entrambe le squadre e accende un match finora molto bloccato qui al Flaminio. Prova Marzo che tocca per ultima il pallone, rimessa laterale per il Civitanova. 5-0-3 al termine della prima frazione, 0-0 il punteggio. Prova la squadra ospite con Carciofi in estirada, brava Faccani a chiudere lo specchio. Risposta immediata delle ragazze di Giuliano Tiberi. Un po' di sale sulla partita a 4 minuti e 55 dall'intervallo. Caciornia dalla bandierina per questo calcio d'angolo, pallone in mezzo, il palo di Marani e poi Carciofi con il destro, pallone deviato, trema la porta di Faccani, il palo del Civitanova. Emozioni in questa seconda parte del primo tempo. Palo clamoroso colpito dal Civitanova che resta in avanti, calcio d'angolo, scucchiaiata, Carciofi al volo, coordinazione non perfetta, pallone che non può impensierire Faccani, che ha rischiato tantissimo in precedenza, salvata dal palo. Mancarella, Mencaccini, Berti, lungolinea per Venturelli, la numero 10, ricomincia dietro Berti, Mencaccini, Venturelli, spalla alla porta, vuole girarsi, sfida tra numeri 10, Venturelli contro Caciornia, pallone in mezzo, grande giocata di Venturelli, se la cava il Civitanova, insiste però la Virtus, pallone recuperato da Castelli, Carciofi ha un po' di spazio, si allunga il pallone, Mancarella ringhia sull'avversaria mettendo in fallo laterale, sempre attenta la numero 4 Francesca Mancarella. Rimessa Civitanova, Diaz Huertes, la spagnola, chiede scusa Castelli che ha controllato male sull'out destro del campo. Berti, cambio di lato, Mencaccini di prima anche Mancarella, è un regalo per il Civitanova che riparte con Castelli, Diaz Huertes si allunga la sfera e poi non riesce a controllarla concedendo il fallo da fondo campo. La rimessa con le mani per Faccani. Mancarella, Mencaccini, Berti centralmente, buon pallone, Mancarella di prima, Venturelli, grande azione, la frenata di Mancarella, Venturelli, Berti pensa al mancino, lo prova, deviazione, Mencaccini con la suola, grande giocata del capitano, Berti si dispera, murato il suo tentativo sull'assist illuminante di Mencaccini, il capitano, il numero 6, la giocatrice più importante della Virtus, che prova ancora dalla distanza con Berti, destro che non inquadra lo specchio. Se ne sono andati 16 minuti e 22 secondi in questa prima frazione, dunque mancano 3 primi e 38 secondi all'intervallo. Partita ancora bloccata qui al Flaminio, 0-0 il punteggio, prova il Civitanova che ha colpito un palo nel corso di questa prima frazione. Caciornia avanza, poi Castelli, Giosuè centralmente, la numero 9 torna da Castelli, imbucata in avanti, poi la chiama Fermani che controlla con calma, accontentandosi della rimessa da fondo campo. Pronta la numero 1 con le mani, pallone a sinistra, superato il centrocampo. Buona la protezione del pallone da parte di Giosuè, che però viene fermata in un secondo momento con la Virtus che può ripartire. Mancarella, Mencaccini, Berti, Mencaccini, Venturelli, Mancarella, giro palla per le ragazze di Imbriani che poi attaccano con Berti, pallone in verticale a cercare Venturelli, non arriva la numero 10. Sarà nuovamente rimessa da fondo campo, Fermani con le mani verso Cremonesi, Diaz Huertes attaccata, trova Giosuè, poi pallone recuperato da Mancarella, destro centrale, blocca Fermani, bravissima Mancarella a sporcare
tanti palloni, a recuperare tanti possessi per la Virtus e poi, come in questo caso, a difendere e a ringhiare su tutte le avversarie. Possesso per il Civitanova dopo la chiusura di Mancarella, il fallo laterale per la squadra ospite. Pallone all'indietro, la conclusione tentata da Cremonesi, sempre lei, non ci pensa più di tanto la numero 11, che quando vede lo specchio va e calcia, spesso in maniera pericolosa. In questa prima frazione però ha avuto la meglio Faccani. Cremonesi, buon pallone. Poi il cambio per Giosuè, vuole il destro, lo prova, c'è la deviazione di Venturelli, ci sarà calcio d'angolo, ultimi 124 secondi del primo tempo, prima il time out di Giuliano Tiberi e allora 60 secondi di pausa, anche per noi. L'ho dovuto fare. Ormai manca poco, lo dico dopo. Ultimi 124 secondi del primo tempo, 0-0 il punteggio, attacca il Civitanova, rimessa laterale che verrà battuta dalla numero 9 Giosuè, anzi calcio d'angolo, scusate. Pronta Giosuè dopo il fischio del direttore di gara, tocca all'indietro, la conclusione che diventa un assist, il tentativo di Cremonesi, poi la scivolata da 2 passi di Caciornia che non ha trovato la deviazione vincente. Occasione importante per il Civitanova dopo il palo colpito in precedenza, sempre sugli sviluppi di una palla inattiva. Situazioni studiate con attenzione da Giuliano Tiberi, che però non è riuscito ancora a vedere le sue ragazze sbloccare il match. Adesso l'ultimo tocco di Berti, possesso ancora per il Civitanova, che prova a chiudere in attacco questa prima frazione. Diaz Huertes, la spagnola ex Chiaravalle, poi il lancio tentato da Giosuè, il fallo laterale per la squadra di Tiberi, che prova con Diaz. Caciornia in avanti, tocca malissimo, rimessa laterale per la Virtus quando mancano 86 secondi all'intervallo. Mencaccini rischia qualcosa sulla pressione di Diaz, il capitano allontana, trova anche Venturelli, allora si distende la Virtus con Mancarella. Venturelli, ottima chiusura con il corpo, con il fisico di Caciornia, che si prende il fallo laterale mentre ci avviciniamo all'ultimo minuto di questa prima frazione. Possesso Civitanova, pallone sulla sinistra, Giosuè, Diaz di prima, Caciornia non riesce a controllare e allora rimessa laterale per la Virtus. 53 secondi all'intervallo, 0-0. Mencaccini, lancio lungo, pallone che termina tra le braccia di Fermani. Riparte il Civitanova, ultime fasi della prima frazione. Cremonesi, ha toccato Mencaccini, tiene in campo il pallone Fermani che lo allarga sulla sinistra. 30 secondi allo scadere,
Diaz pressata, 2 su di lei, si gira la spagnola, possibile 3 contro 2, attenzione Diaz, Caciornia, pallone in mezzo, il salvataggio della Virtus che si salva dopo una grande ripartenza del Civitanova orchestrata da Diaz Huertes. La spagnola a un passo dal gol, il Civitanova che è cresciuto tantissimo con il passare dei minuti, sfiorando in diverse circostanze il gol del vantaggio. Pallone per Caciornia, poi riparte Berti, la numero 14 è costretta a fermarsi, ragiona con Meccaccini. Berti ancora, Venturelli senza guardare perde il pallone, Giosuè allontana consegnando la sfera a Meccaccini. Berti deve fare in fretta, calcia e poi arriva la sirena. Termina in questo istante il primo tempo 0-0 qui al Flaminio tra Virtus Romagna e Civitanova Dream Futsal. Oh, inquadra, queste stanno per terra. Zoom qua. Zoom, fa vedere.
Tutto pronto per il secondo tempo, primo possesso a favore del Civitanova, si riparte, tocco all'indietro, Marani imposta la numero 12, Cremonesi, lancio in avanti, la testa però di Dulbecco, il possesso recuperato dalla Virtus che prova a sinistra Meccaccini, poi a destra Fusconi, la chiusura di Marani, tocco per Diaz Huertes, eluso l'intervento di Meccaccini, poi il tocco all'indietro, Cremonesi, Caciornia, la numero 10, tiene il pallone, rischia qualcosa, trova Marani che però non riesce a controllare, rimessa laterale per la Virtus, 34 secondi sul cronometro del secondo tempo, lancio lungo di Meccaccini, pallone impossibile per Fusconi, rimessa da fondo campo con le mani per Fermani. Caciornia, la numero 10, a destra Diaz, Marani, Cremonesi, Diaz malissimo con il mancino, rimessa laterale regalata alla squadra di casa in battuta qui al Flaminio, 4 vittorie e 2 pareggi in 6 partite, oggi cerca la quinta vittoria, non sarà semplice però contro un Civitanova che ha chiuso alla grande il primo tempo, sfiorando il gol del vantaggio. Anche un palo per la squadra ospite allenata da Giuliano Tiberi. Poco lavoro invece per Fermani. Ha faticato la Virtus più del solito qui al Flaminio. Adesso il pallone in mezzo, Mancarella, grande intervento ad anticipare l'avversaria sul cross di Diaz Huertes, deviazione provvidenziale della numero 4 e allora calcio d'angolo per il Civitanova che prova a ripartire forte. Siamo al secondo del secondo tempo, Cremonesi, immobile Faccani, palla fuori, ancora Cremonesi con il suo destro dalla distanza, ancora Civitanova vicina al gol dell'1-0, la partita però non si sblocca. Prova adesso la Virtus, regalo per Fermani che fa ripartire le compagne di squadra. Marani di prima sulla pressione di Meccaccini, tocca male, rimessa laterale per la Virtus. Pronta Mancarella, sicuramente una delle più positive nel team di Alessandra Imbriani. La numero 4 che riceve il pallone. Più tardi vi coinvolgeremo nella scelta della migliore in campo. Manca ancora un'eternità però alla Flaminio e può succedere di tutto. Si attende l'episodio che possa accendere e sbloccare questo match. Ancora inchiodato sullo 0-0 quando siamo al terzo del secondo tempo. Diaz Huertes, Marani, è partita a Caciornia, ignorata da Marani che tiene il pallone, mette in difficoltà Diaz regalando la sfera a Fusconi. Inspiegabile la scelta di Marani che aveva una prateria per servire Caciornia, ha messo in difficoltà invece Diaz. Adesso Mancarella perde il pallone, poi la conclusione da lontano con una deviazione di Dulbecco che per poco non ha messo in difficoltà Fermani. Pallone che però si è spento sul fondo del campo. Rilancio con le mani, il petto di Marani. Poi Caciornia attaccata da Dulbecco che si prende il fallo laterale. Virtus che prova ad aggredire un po'. Rimessa laterale che verrà battuta da Meccaccini. Malinteso con Dulbecco, non è una Virtus brillante quest'oggi. Virtus che tornerà in campo tra una settimana esatta per il primo turno di Coppa Italia, gara secca sul campo del Francavilla. Riposerà invece il Civitanova che, avendo chiuso al quinto posto il girone di andata, non ha ottenuto il pass per la Coppa Italia. Civitanova in avanti, nulla di fatto, e allora rimessa laterale per la Virtus.
2:47 sul cronometro del secondo tempo, sempre 0-0 al Flaminio. Prova la Virtus, la chiama Fermani che blocca il pallone e poi fa ripartire le compagne. Lancio lungo, la testa di Mencaccini, l'ottimo lavoro poi di Fusconi e dopo il tentativo di Dulbecco attenta Fermani. Buona trama della Virtus con il lavoro di Fusconi, il tentativo di Dulbecco, il riflesso di Fermani. Adesso Mencaccini con il mancino svirgola, pallone a chilometri dalla porta difesa da Fermani. Nulla da fare neanche in questo caso, e allora Fermani pronta con le mani, si fa vedere Cremonesi che viene ignorata. Pallone lungo a cercare Marani, a trovare l'anticipo di Fusconi, il colpo di testa della numero 11, 5 gol in campionato. Marani, Diaz, Caciornia, Marani, pallone che si impenna, anticipo di Dulbecco che prova ad andare sulla destra, scivola sul parquet del Palasport Flaminio e allora rimessa laterale per il Civitanova Dream Futsal. Pronta Diaz Huertes, la spagnola, poi Cremonesi sulla destra, cerca la profondità. Pallone che non può essere tenuto in campo da Marani, pallone che verrà rimesso in gioco da Faccani con le mani. Pronta la numero 44, arrivata nell'ultima sessione di mercato dal Florentia. Noti a tutti i problemi del Florentia che ha dovuto rivoluzionare la rosa, tanti gli addii per la formazione toscana che a inizio anno partiva tra le big, invece adesso ha dovuto ridimensionare la squadra, le ambizioni e il progetto. Prova Marani, ovviamente tra le big di Serie A il Florentia, che poi ha dovuto fare i conti con una situazione complicata a livello finanziario. E allora Faccani è scesa di categoria per aiutare la Virtus Romagna. Prova Mencaccini, Fermani a dire di no. Sta salendo di livello il capitano della Virtus che prova a trascinare le compagne. Mancarella, Mencaccini con il destro, prova a piazzare il pallone, non trova lo specchio e allora rimessa da fondo campo. Sta crescendo Mencaccini, sta crescendo con lei anche la Virtus Romagna. Giocatrice essenziale per il rendimento delle Virtussine. La numero 6, capitano, che adesso gira verso Mancarella. Chiede lo scambio, viene anticipata da Giosuè. Poi la rimessa laterale assegnata al Civitanova che dunque prova a rifiatare dopo qualche istante di difficoltà. La conclusione sempre Cremonesi che chiede il calcio d'angolo, lo ottiene. Si resta nella metà campo difensiva della Virtus, prova a battere subito il Civitanova, arriva il fischio e il direttore di gara, tutto da rifare. Dai Fulvia, sblocca sta partita, dice Melania, che chiede un gol a Dulbecco. Eccola la numero 7 che recupera il pallone, prova a ripartire. Assist troppo lungo per Mencaccini che adesso va verso la panchina, al suo posto Berti. Anticipo di Mancarella, Dulbecco controlla male, favorendo la ripartenza di Diaz Huertes, controlla male anche la spagnola. Allora siamo dall'altra parte, Mancarella ha tanto spazio, pensa al destro, lo prova, palla fuori. Poteva fare sicuramente di più la numero 4, tanto spazio, si era aperta una prateria sulla destra. La conclusione però sbilenca, nessun problema per Fermani che ha rimesso in gioco il pallone. Cremonesi è andata a destra, poi l'errore
di Castelli. Il possesso dunque per la Virtus dopo 5 primi e 14 secondi di questa ripresa, sempre 0-0, partita bloccata. Adesso prova Berti, controlla male, forse però si prende il calcio d'angolo, è così. Ha rimediato all'errore iniziale la numero 14, che adesso va a battere questo angolo. Lo scambio con Fusconi, poi il pallone all'indietro, Mancarella da lontanissimo prova a impensierire Fermani, che però controlla la traiettoria, nulla di fatto, rimessa da fondo campo. Castelli aggredita da Venturelli, rimessa laterale per il Civitanova. Cremonesi alza il pallone, Caciornia prova a metterlo giù, bruciata da Berti che ha toccato mettendo in fallo laterale. Tocco all'indietro, Castelli, Caciornia mette in mezzo Berti, Mura in fallo laterale. Cremonesi, attenzione al suo destro che scheggia la traversa, brivido, secondo legno per quanto riguarda il Civitanova. Che destro, la numero 11. Diletta Cremonesi, una delle più pericolose di questo match, sta cercando in tutti i modi, da tutte le posizioni, l'11° gol in campionato. Adesso si accomoda in panchina, rifiata anche lei. Bellissima la conclusione dal quale stava per nascere il vantaggio del Civitanova. Si resta però sullo 0-0. Attenzione, gran palla per Berti, Castelli in angolo. 13 primi, 41 secondi alla fine di questo match, ancora privo di gol qui alla Flaminio. Attenzione Berti, deviazione, può ripartire il Civitanova che prova a distendersi. Caciornia va da sola, fa tutto lei ed esagera, trascinandosi fuori la sfera. Faccani, Mancarella, Berti in avanti, Mancarella e il duello in velocità con Carciofi che preferisce andare in scivolata mettendo in calcio d'angolo. Più veloce Mancarella, d'esperienza l'intervento di Carciofi che ha messo in angolo. Carciofi adesso può ripartire, attenzione a Castelli sulla sinistra, prova la giocata Castelli, costretta a ricominciare da dietro. Mancarella in fallo laterale. Castelli, Carciofi. Carciofi dopo il tocco della numero 5, tocco di nuovo all'indietro verso Giosuè e poi il fallo laterale per il Civitanova. Carciofi, pallone però impreciso, tanti errori, tanta imprecisione da ambo le parti. Si spiega anche così questo 0-0 che non può soddisfare nessuna delle due formazioni, considerando che le big del girone B hanno vinto tutte quante. Castelli. Lancio in profondità tra le braccia di Faccani. Mancarella la chiama Berti. Ottima lettura di Carciofi che tocca il pallone, lo mette in fallo laterale. Pronta Berti, Mencaccini, è rientrato il capitano. Venturelli protegge la sfera, si gira, calcia debolmente, ancora Virtus. Mencaccini, Berti, Mencaccini, Berti, pallone leggermente lungo, altrimenti la numero 14 si sarebbe ritrovata a tu per tu con Fermani. L'ultimo tocco sta mancando a entrambe le squadre e allora 0-0 alla Flaminio
in questa prima giornata di ritorno, in questo primo social match del 2020 che ci vede a Rimini per la Serie A2 femminile. Nel girone B, dominato fin qui dal Capena, che ha conquistato 10 vittorie e 2 pareggi nelle prime 12 giornate. L'altra squadra imbattuta in Serie A2 femminile è il Fasano, che sta dominando il raggruppamento D con 12 vittorie su 12. Fermani rimette in gioco Diaz Huertes, il triangolo che si chiude con Josué, ancora Diaz, fermata, arginata da Berti in fallo laterale. Carciofi, cambio di lato, va a destra, Castelli, Carciofi, Diaz. La spagnola si accentra, cerca Josué, non la trova. Nena Josué, che ha ricoperto anche il ruolo di presidente ai tempi del Morrovalle. Adesso il possesso per la Virtus. Dulbecco, Mencaccini in avanti per Venturelli, il duello con Carciofi. Sfrutta il fisico la numero 13 del Civitanova, proteggendo la rimessa dal fondo del campo, rimessa battuta da Fermani. Diaz per Castelli, Carciofi, Castelli, gira sulla destra, Josué in avanti, recupera però Mencaccini, Dulbecco centralmente, Dulbecco, la conclusione! Fuori di nulla, occasione gigantesca per la Virtus. Dulbecco ha perso anche lo scarpino destro, ha avuto tra i piedi la palla del vantaggio. Dopo il recupero da parte di Mencaccini, che ha parecchiato per la compagna, conclusione al lato. E allora 0-0 che persiste qui alla Flaminio, quando siamo quasi giunti a metà del secondo tempo. Carciofi, Castelli, Josué, spalla alla porta, circondata, suolata verso una compagna che non c'è, e allora rimessa laterale regalata alla Virtus. 10:45 al termine del match, prova la Virtus. Dulbecco, murata da Diaz, poi Mencaccini, attenzione Berti con il destro, si sblocca il match, il vantaggio della Virtus con la numero 14, 1-0 a metà del secondo tempo. Settimo sigillo in campionato per Berti. Sara Berti fa 1-0, l'episodio che accende il match qui al Flaminio, e adesso deve reagire il Civitanova. Carciofi, Josué, Castelli sulla destra, vediamo se si accende la partita. Attenzione a Diaz, mette in mezzo Faccani e poi Dulbecco la toglie dalla porta sul tentativo a botta sicura di Carciofi, che infatti si va a complementare con l'avversaria. Conclusione di Josué, Faccani sopra la traversa, si è acceso il match. La risposta immediata del Civitanova, che ha sfiorato il gol con Carciofi. Dulbecco sulla linea, ha tolto il pallone dalla porta. A un passo dall'1-1 il Civitanova che insiste. Josué, Carciofi, Diaz, Carciofi, pallone che arriva a Castelli, Faccani chiude lo specchio. Reazione rabbiosa della squadra di Giuliano Tiberi, sotto nonostante un'ottima partita. Anche due legni colpiti dalla squadra ospite, che non ci sta, vuole ristabilire la parità a metà del secondo tempo. Josué, Diaz di prima, Carciofi difende il pallone, lo fa uscire, Josué di prima, Castelli in avanti, doppia deviazione,
Flipper impazzito e allora Mencaccini allontana. Un po' di confusione ancora il capitano della Virtus. Berti in avanti, Dulbecco con calma in avanti, poi Berti, palo dopo il riflesso di Fermani. Con un po' di fortuna se la cava il Civitanova che prova a ripartire. Brava Mencaccini. Esplosa la partita e adesso occasioni da una parte e dall'altra. Prima a un passo dall'1-1 il Civitanova, ma ha avuto una palla clamorosa Berti per fare doppietta, per fare 2-0, per indirizzare ancora di più il match. Pallone in avanti, Mencaccini all'indietro, Faccani con i piedi, Mencaccini trova Berti, buon corridoio, lo scambio con Falcioni, poi la sfera che arriva in maniera docile tra le mani di Fermani, protagonista pochi istanti fa. Josué, Diaz, Carciofi in avanti, è un passaggio per Faccani che va al rilancio lungo, preciso per Dulbecco che stoppa bene, poi viene fermata in fallo laterale da Carciofi. 8 primi, 48 secondi al termine di un match che adesso è sicuramente più divertente dopo il vantaggio di Berti, che potrebbe regalare il quinto successo qui alla Flaminio, alla Virtus, prolungando la striscia di imbattibilità delle ragazze di Imbriani. Ma manca una vita, allora attenzione a Civitanova che costruisce un'azione pericolosissima sulla destra. Il tentativo di Castelli che non trova lo specchio, ha rischiato però la Virtus che adesso corre ai ripari con il time out chiesto da Alessandra Imbriani. Fai zoom sui time out, prima su uno e poi su un altro. Stai un minuto e 30 secondi su uno e 30 sull'altro. Zoom, non hai paura. Falli vedere il giocatore. Resta fermo così e poi passi dall'altra parte. Time out terminato, gioco che può riprendere con la rimessa da fondo campo a favore della Virtus, avanti 1-0 in questa prima giornata di ritorno del girone B di Serie A2. Pronta Faccani, Mancarella, Mencaccini, protegge il pallone Falcioni, poi Mencaccini in avanti, Castelli, Mancarella in anticipo, gioca di sponda con Marani prendendosi il fallo laterale. Ha rischiato la Virtus, si lamenta Mencaccini che guarda il direttore di gara. Le proteste della numero 6, ha rischiato ancora qualcosina la Virtus Romagna che però è avanti nel punteggio, vuole conservare l'imbattibilità casalinga la squadra di Imbriani. Finora 4 vittorie e 2 pareggi alla Flaminio. Non ci sta però il Civitanova che vuole evitare il secondo KO contro la Virtus. Attenzione a Diaz, palo, poi la conclusione di Caciornia, altissima sopra la traversa. Terzo legno per quanto riguarda il Civitanova. Sfortunata la formazione di Tiberi che sta costruendo tanto ma non riesce a concretizzare. Intanto salutiamo il nostro Franco Diara. Mi sembrava strano che non ci seguisse un fan come lui, al quale chiediamo subito un pronostico per questo finale di match che vede avanti
la Virtus 1-0, non ci sta però, come detto il Civitanova. 3 legni per la squadra di Tiberi, che prova adesso sulla sinistra, la chiusura però ottima di Falcioni, che si prende anche il fallo laterale. 7:27 al termine del match. Tra un po' vi chiederemo la migliore in campo da premiare e intervistare alla fine di questo match ancora in bilico, con un solo gol a dividere queste due squadre. Possesso Civitanova, Castelli, malinteso con la compagna, pallone regalato a Faccani, Mencaccini, Mancarella, Mencaccini, Falcioni, Mancarella, il controllo di Falcioni, Mencaccini, la scivolata di Marani, ancora Mencaccini, si riprende il pallone in avanti, Fermani a dire di no sul tentativo ravvicinato di Falcioni, la palla del 2-0 sui piedi della numero 16. Calcio d'angolo, pronta Mencaccini, il capitano della Virtus, pronta l'ex Flaminia, pallone all'indietro, il tentativo di Falcioni, la risposta di Fermani, insiste però la squadra di casa. Falcioni, il destro, sbatte su Marani, ancora Falcioni, lotta, tiene il pallone, usa il fisico, lo lavora con la suola. Falcioni si gira, poi arriva la conclusione improvvisa di Fusconi. Fermani attenta, Castelli prova a ripartire, fa tutto da sola la numero 5 che chiede il fallo laterale, non lo ottiene. Rimessa dunque per la Virtus a 6 primi e 16 secondi dal termine del match. Mancarella, Mencaccini, Mancarella prova a pressare il Civitanova, pallone recuperato, rimessa laterale dunque per la squadra di Tiberi, che prova con Diaz. La chiusura di Mancarella, tiene in campo il pallone Falcioni, pressata, rischia qualcosa, alla fine ottiene la rimessa dal fondo del campo. Faccani, lancio lungo, controllo complicato ma efficace di Fusconi, rimessa laterale per le padrone di casa. Avanti 1-0 nel punteggio grazie al 7° gol in campionato di Sara Berti, e lei la protagonista del match finora. Tanta sfortuna però dall'altra parte, 3 i legni colpiti dal Civitanova, che prova adesso con questo pallone in avanti, lettura perfetta del capitano Mencaccini, che mette in fallo laterale. 5:47 al termine, pallone in mezzo, Diaz sbatte su Fusconi, poi attenzione a Marani con il destro, Faccani, fallo laterale. In attacco la squadra di Tiberi, che vuole il pareggio a tutti i costi. Marani, gran giocata Marani, conclusione, poi la chiama Faccani che blocca la sfera e va a servire Falcioni. Lo scambio tentato con Fusconi, riparte il Civitanova. Diaz prova a fare tutto da sola, litiga con il pallone, rimessa laterale a favore della Virtus. Mancarella, pallone che mette in difficoltà Falcioni, torna ad attaccare il Civitanova. Doppio cambio invece per quanto riguarda la Virtus, che prova a resistere sull'arrembaggio del Civitanova. La risposta di Faccani sul destro di Marani, nuovo angolo, pallone in mezzo, Caciornia, fuori di nulla. Ancora pericolosa la squadra di Tiberi, che sta costruendo tantissimo senza però trovare la via della rete. Lancio di Faccani, attenzione a Venturelli che lascia scorrere il pallone, non è una buona idea. Riparte Marani, lungolinea,
il contatto tra Marani e Fusconi. È arrivato il fischio del direttore di gara, calcio di punizione per il Civitanova. Terzo fallo commesso dalla Virtus Romagna in questa ripresa, nessuna scorrettezza invece per quanto riguarda le ragazze di Giuliano Tiberi, che però sono sotto di un gol a 4,58 dal termine. Caciornia, la numero 10, porta il pallone, lo allarga sulla destra, Diaz in avanti, Marani spalla la porta nel traffico, ricomincia da dietro, Josué, Marani fa passare verso Diaz Huertes, la spagnola raddoppiata, si prende il fallo laterale. Pronta a bordo campo Cremonesi, che tra poco rientrerà sul rettangolo di gioco. Diaz Huertes, all'indietro, Josué, Marani sulla destra, Caciornia, Josué fa girare il pallone senza affondare il colpo il Civitanova. Più di 4 minuti a disposizione per rimettere in parità la partita. Faccani lungo a cercare Berti, fermare in angolo, ha avuto la palla del 2-0 la numero 14, che adesso va a battere il calcio d'angolo, pallone in mezzo, si chiude il Civitanova che prova a ripartire, contropiede tentato da Caciornia che però gestisce male, rimessa laterale a favore della Virtus. Venturelli, Mencaccini di prima, grande azione, attenzione a Venturelli, entra in area di rigore, chiusa da Diaz che tocca per ultima, calcio d'angolo Virtus, 3,52 alla fine, iniziate a pensare alla migliore in campo. Mencaccini con il bancino, Fermani allontana, diventa buono il pallone per la ripartenza di Caciornia, centralmente Marani, Mencaccini, un muro, si prende anche il fallo laterale il capitano. È sicuramente una delle protagoniste del match, la numero 6, l'altra è la numero 14, autrice del gol che sta decidendo questa sfida, Sara Berti. Settimo sigillo, importantissimo, adesso il time out chiesto da Giuliano Tiberi, forse per preparare il portiere di movimento. Vedi che stai a capire, dai, sta per finire la partita, ma cominciamo a capire. Terminato anche il secondo time out di questa ripresa, 3:32 scusate, andremo dritti fino alla fine del match, 1-0, conduce la Virtus, attacca però il Civitanova che per ora non schiera il portiere di movimento. È tornata in campo però Cremonesi, una delle migliori in questo match. Intanto arriva il primo voto per quanto riguarda la migliore in campo in assoluto. Melania dice Mancarella, difficile dare torto alla nostra Melania, 7 polmoni per Mancarella, protagonista sia in avanti che in difesa. Adesso Dulbecco tocca per ultima, rimessa Civitanova, ci crede la squadra di Tiberi, Josué con la punta, sbatte su Dulbecco. Poi Castelli, imposta lei, Cremonesi, il controllo della numero 11 che vuole lo spunto personale, questa volta esagera concedendo il possesso alla Virtus. Primo voto anche per Sara Berti, colei che sta decidendo il match del Flaminio. Attendiamo
altri voti, altri pareri da parte dei nostri spettatori in questo finale di match. Meno di 3 minuti al termine della sfida, 1-0 per la Virtus, che adesso però concede il fallo laterale al Civitanova. Giosuè Caciornia, la numero 10, va da Cremonesi, tocco di ritorno, ha capito tutto però Fusconi, poi Berti con calma, saggezza, Dulbecco all'indietro, il possesso della Virtus che fa passare i secondi, gestisce il pallone tra i piedi, rischia qualcosa in questo caso Berti, attenzione a Giosuè sulla destra, un po' di spazio, Giosuè in mezzo, risolve Mancarella e non è una novità, poi Berti perfeziona il disimpegno prendendosi il fallo laterale. Berti, lancio lungo, diventa buono per Dulbecco che va a puntare ai cremonesi. Dulbecco si accentra, cerca una compagna, poi la mette in fallo laterale. Si lamenta con il resto della squadra la numero 7 che voleva dei movimenti differenti. Bel testa a testa intanto tra Mancarella e Berti per il titolo di migliore in campo. Chiediamo al nostro Vincenzo Davino in regia di leggere i voti per poi dirci chi intervistare. Al momento conduce per così dire Mancarella con 5 voti contro i 3 di Sara Berti. Intanto lancio lungo che si spegne a fondo campo, rimessa battuta con le mani da Faccani, staccano Dulbecco e Giosuè, rimessa laterale per il Civitanova che ha ancora 1 minuto e 39 secondi a disposizione per evitare la seconda sconfitta stagionale contro la Virtus. Pallone in avanti, ottimo lavoro di Giosuè, ancora la numero 9, va da Cremonesi, arriva il fischio del direttore di gara che punisce un tocco con il braccio da parte di Dulbecco, quarto fallo della Virtus, arriva anche il giallo, conta fino a un certo punto perché i secondi non sono più così tanti, 87 secondi per la precisione al fischio finale. Calcio di punizione interessante per il Civitanova, sotto 1-0 sul campo della Virtus, imbattuta in casa la squadra di Imbriani che cerca il quinto successo davanti al proprio pubblico. Calcio di punizione con la preparazione di Cremonesi, la rincorsa della numero 11, attenzione al suo destro che ha già spaventato Faccani diverse volte in questo match. Va Cremonesi con il destro in porta, deviazione, calcio d'angolo. Ancora Faccani a dire di no, a ricevere i complimenti di Berti, difende la Virtus con le unghie e con i denti, il gol di vantaggio, Cremonesi con il destro, questa volta altissimo, sopra la traversa. Mancarella intanto prende il largo, intervisteremo quasi sicuramente la numero 4 al termine del match, un match ancora in bilico però, tentativo di Dulbecco che se ne va sulla sinistra, Castelli sul pallone, secondo il direttore però ha preso tutto e allora calcio di punizione per la Virtus che si allontana dalla porta difesa da Faccani. 69 secondi, può anche gestire la squadra di Imbriani. Il fischio del direttore di gara, Mancarella a cercare Falcioni. Calcio di punizione a favore del Civitanova, quinto fallo commesso dalla Virtus Romagna. Ci avviciniamo all'ultimo minuto di questo match. Possesso Civitanova, Castelli sulla destra, la chiama Cremonesi, riceve il pallone la numero 11 che torna da Castelli. Cremonesi, controllo complicato, Faccani blocca il pallone, 50 secondi al termine, lancio lungo, Berti cerca un aggancio difficilissimo, non lo trova, possesso Civitanova, troppa fretta per Giosuè
e allora può rifiatare la Virtus Romagna. Faccani con le mani, lancio lungo, poi la testa di Berti, la presa sicura di Fermani. 30 secondi al termine del match, ultime chance per evitare la sconfitta per quanto riguarda il Civitanova, che però sta faticando a creare pericoli in queste ultime fasi del match dopo una partita di ottimo livello e 3 legni colpiti. Possesso per la Virtus. Mancarella, Mencaccini, ultimi 15 secondi, Mancarella il più lontano possibile, poi addomestica il pallone la squadra di Imbriani, che adesso gioca con il cronometro. Mencaccini in avanti, Berti la vuole portare il più lontano possibile, vuole far passare altri secondi, ci riesce, finisce qui il match. La Virtus Romagna batte per 1-0 il Civitanova grazie al gol di Sara Berti. Tra poco ai nostri microfoni Mancarella. Dopo lo chiudo io. Appena sei tu pronto, accendilo subito. Tu inquadra su di lei, aspetta un attimo. Zoom, aspetta che te lo dico io. Aspetta, Eccoci in compagnia di Francesca Mancarella, migliore in campo di questa sfida, partita complicata, alla fine però la legge del Flaminio è stata fatta rispettare. Esatto, è stata una partita molto difficile, ma noi lo sapevamo perché nella fine del girone di andata loro hanno fatto tanto bene, quindi sapevamo che non sarebbe stata la prima partita di andata del campionato, però dai, alla fine ce l'abbiamo fatta. Siete una neopromossa, però state disputando una grande stagione, terzo posto al termine del girone di andata, potete puntare a qualcosa di più? Sì, possiamo, anche se insomma la strada è difficile perché comunque la maggior parte delle ragazze che compongono la nostra rosa vengono da una categoria più bassa, quindi ci stiamo puntando molto su una Martina Mencaccini, una Sara Berti che insomma fanno molto da pilota nella nostra squadra, quindi dai, cerchiamo di fare il più possibile, ecco. Comunque il nostro obiettivo è quello di salvarci. L'obiettivo predisposto dalla società è quello di salvarci, quindi per adesso andiamo avanti così. Campionato ma anche Coppa Italia. Esatto, la prossima domenica saremo a Francavilla per disputare un'altra guerra. Ecco a te il premio, a chi lo dedichiamo? Lo dedichiamo a papà. Posso dedicarlo a mio padre che mi ha sempre seguito da quando ho iniziato questo sport, quindi lo dedico a lui. Complimenti. Grazie. Ringraziamo Francesca Mancarella, per oggi è davvero tutto, un grazie anche al nostro Vincenzo Davino in regia, un saluto da Antonio Iozzo.